Lo sgomento è indefinibile. Non è possibile far manutenzione ad un impianto mentre l'impianto sta funzionando. Manca la cultura, manca la formazione, manca veramente quella che è una responsabilità morale che anticipatamente prevenga ogni qualsiasi tipo di infortunio, se è mortale, non lo so. Veramente bisogna istituire una procura speciale sui morti del lavoro. Una procura speciale per i morti sul lavoro e un potenziamento con nuove assunzioni allo Spisal. Interviene la CGIL dopo l'ennesima tragedia che vede proprio Padova con la sua provincia maglia nera per infortuni mortali che aggiunge questo giovane operaio al terribile elenco di morti bianche. Il 5 gennaio non è più tornato dalla sua famiglia Fabrizio Braghetto, 65 anni, autotrasportatore, scivolato nel compattatore della carta nel piazzale di un'azienda di Borgoricco. Il 9 gennaio ha perso la vita in un incidente molto simile Zev Xet Alili, 59 anni, cittadino albanese, morto alla Sesa di Este. Il 4 marzo è precipitato dal tetto di un'abitazione di Saonara dove stava installando pannelli fotovoltaici Stefano Contiero, 50 anni. Vicinanza alle famiglie e ai compagni di lavoro è stata espressa anche dalla CISL di Padova e Rovigo, che chiede una valorizzazione dei ruoli legati alla sicurezza RLS e RLST. Inaccettabile, così la Will. Non se ne può più. C'è qualcosa di profondo che non va. Sarà la formazione? Cosa sarà che manca perché questi infortuni e queste morti sul lavoro vadano a terminare? Nell'epoca dell'intelligenza artificiale, non riuscire a fermare un macchinario quando c'è la mano di qualcuno dentro è una cosa inaccettabile.